La Basilica di Santa Sofia è il capolavoro dell'architettura e dell'ingegneria dell'Impero Romano d'Oriente. Costruita in onore della Divina Sapienza per volere dell'imperatore Giustiniano I, la basilica sorge sulle rovine di due precedenti chiese andate poi distrutte. Il progetto fu affidato all'architetto Isidoro di Mileto e al matematico Antenio di Tralle. I lavori iniziarono nell'anno 532 d.C. e vi furono impiegati marmi e materiali preziosi provenienti da ogni parte dell'impero. Santa Sofia divenne la più grande cattedrale mai costruita e tale rimase per 1000 anni, fino alla costruzione in Spagna della cattedrale di Siviglia. È decorata al suo interno da mosaici e pannelli marmorei e incoronata dalla stupefacente cupola traforata, alta oltre 55 metri. La storia della basilica è molto movimentata. La sua struttura avveniristica per l'epoca negli anni dovette essere più volte riparata in seguito a cedimenti strutturali e terremoti. Dovette subire la rimozione delle immagini sacre durante l'iconoclastia e ben 2 saccheggi, il primo durante la seconda crociata nel 1204 e il secondo durante la caduta di Costantinopoli, conquistata dal sultano Mehmed II nel 1453. Dopo la conquista, la basilica fu convertita in moschea. Nel tempo vennero aggiunti minareti laterali e diversi elementi interni, e i mosaici sulle pareti furono nascosti sotto uno strato di intonaco. Nei secoli la sua bellezza ispirò l'architettura ottomana e le moschee costruite sul suo modello dall'architetto Mimar Sinan. Infine, nel 1935, il primo presidente turco Mustafa Kemal Atatürk la sottopose a restauro e la restituì al mondo trasformata in